E buonasera a tutti da Michel Pergolano. E buona demoserata da Renato Merengo. And welcome everybody e benvenuti tutti ovunque voi siate, in qualsiasi faccenda affaccendati, vero? Al programma di Chi manda un demo a demo. A demo, l'unico vero e insostituibile acchiappatalenti nazionale che continua a trasmettere sulle frequenze della radio più ascoltata d'Italia, ovvero la nostra Radio 1 Rai. Le canzoni di chi ha qualità e talento, ma nessun santo in paradiso. Nessun santo, Renato, ma neanche un beato di serie C. Dai microfoni di Radio 1 Rai, la madre di tutte le radio, ecco a voi Malamanera, nella persona di Piero Caltagirone, detto anche Fast Assedio, che scrive i testi e rappa. E allora, ciao Piero, preferisci Fast? Come te dobbiamo chiamare? Fast, va bene Fast. Ciao. Ok Fast, benvenuto a Demo. Ma prima sentiamoci l'altra canzone che mandammo a marzo, Suoni dal ghetto. Chi lo diffonde, lo gusta dal mattino, attiva il senso del piacere. E quest'ottimo pezzo era Suoni dal ghetto, tratto dal CD I giorni della faida dei Malamanera di Aragona Agrigento, rappresentati qui nei nostri studi ai Sassi Rossi da Fast Assedio. Allora Fast, eccoti la prima domanda. Chi sono i Malamanera? Da dove sbucano? Come si sono messi insieme? Insomma, una piccola bio di presentazione. Raccontaci. Allora, Malamanera, innanzitutto siamo tre amici, quindi diciamo il progetto del gruppo è nato nel corso degli anni. Ci siamo incontrati ai tempi delle scuole superiori, quindi un tot di anni fa, cioè dal 98 diciamo che siamo assieme, ringraziando Dio siamo ancora continuiamo ad andare avanti. Siete ancora vivi, insomma. sì. Vabbè, insomma, sopravvissuti. Conosciuta un po' meglio, si fa per dire, la storia di Malamanera, passiamo alla musica. In che consiste il vostro progetto musicale, Fast? Allora, il nostro è un progetto di rap classico, cioè si rifà al suono standard, diciamo, del rap newyorkese dei primi anni 90, però lo facciamo in chiave tutta siciliana, come avete sentito come no. E quella è la dal nostro progetto. Il tutto sta nel cercare di diffondere il più possibile la cultura hip hop, perché oggi come oggi, da quello che passano le radio e le televisioni, purtroppo c'è una visione, è una visione un po' distorta di quello che è l'origine dell'hip hop, le quattro discipline. E poi penso anche, Renato, no, che noi qui a Radio 1 siamo gli unici che fanno che rischiano, che mandano hip hop. Va bene, ottimo e abbondante Fast, ma adesso un altro pezzo che mi è particolarmente piaciuto, U Paesi dei Balocchi. Esci da mattina, c'è piccagendo, pomeriggio rosso, a sera a me cinente. Beh, notevole Renato, mi piace assai questa U Paesi dei Balocchi, il paese dei balocchi dei Malamanera di Aragona Agrigento, qui a Radio 1 con Fast Assedio. Allora Fast, mi intriga abbastanza sto fatto del mix linguistico dialetto italiano, vedi appunto U Paesi, ma che significa per te che scrivi i testi? Allora, essendo che appunto l'hip hop è una cultura che permette, diciamo, a chi lo espone di esprimere se stessi, quindi come forma d'arte, noi non abbiamo limiti di comunicazione e quindi preferiamo pure farlo in dialetto, perché rappresenta noi stessi nella totalità. Certo. Senti, Aragona a pochi chilometri da Agrigento, sì. Noi ci siamo stati a luglio, Michel, con Peppe, che ci ha fatto la guida. Ciao Peppe, i bar, i dolcetti, fantastici, talmente buoni che ci ho mandato due amici miei, Franco e Mario, a ricomprarmeli. Vabbè. Ma anche le tante case del centro storico vuote, sgarrupate e in vendita. E la domanda è: che legame c'è tra questa tua terra antica e il tuo rap? Diciamo che il rap appunto è una cultura che nasce negli Stati Uniti, nei quartieri neri, diciamo, d'America, nei sobborghi, nelle periferie, insomma. Diciamo che in comune il rap con la Sicilia magari c'è il disagio sociale, quindi poi del resto c'è ben poco, c'è musicalmente. Certo. Ottimo. Ma adesso un altro brano tratto dal vostro CD I giorni della faida, La guerra dei poveri. Ma sto business non m'ha portato ad un benessere economico, e chi pensa di poter campare con sta merda a quel patetico. E questa era La guerra dei poveri dei Malamanera di Aragona in provincia di Agrigento, presenti in studio con Fast Assedio. Allora Fast, un'ultima domanda. Se Demo fosse il genio della lampada, ci strofineresti a noi per cosa? Un desiderio. Me viene niente. Non ti viene niente. Che ne so, un concerto davanti a 1 miliardo di persone. Un altro concerto, diciamo, come quello della Mezza Demo Fest di quest'anno. Bella storia. Sì. Bene, tanta gente. Bene, Piero, purtroppo il tempo è scaduto, siamo in chiusura, quindi non ci restano che i saluti. Ma prima anche a te le 4 S acchiappate.